Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Magic Online e oggi vediamo un mazzo, mi sta dando belle soddisfazioni, un mazzo bello cazzuto. Diciamo che anche questo ha delle piccole variazioni rispetto al, piccole, diciamo dipende, diciamo rispetto a quello magari dalla lista tradizionale, diciamo, però mi sto divertendo troppo. Ho fatto anche una side che, come sempre, sì, è sempre per quando magari gioco al meglio delle tre. Però insomma sapete come lo dico sempre, gioco sempre alla best of one. Allora, qua raga le terre sono importanti, perché? Perché ci sono un po' di, come si dice, di combo in questo mazzo. Allora, tutto vabbè si gioca chiaramente sul titano primitivo che quando entra, insomma, salvo complicazioni, la partita è nostra. Abbiamo 24 terre e sono per la maggior parte diverse una dall'altra perché, adesso spiego. Allora abbiamo Field of the Dead che praticamente quando ci sono, quando entra una terra e se controllo 7 terre con nome differente, tipo non so, foresta, foresta neve, oppure le shock, insomma se hanno 7 nomi diversi, creo una pedina zombie 2-2 e contando tutte le terre che mi entrano con altre carte, insomma fai presto ad arrivare a questo numero. E l'altra terra fondamentale è il Valakut, che praticamente quando entra una terra e ci sono 5 montagne in campo, fa 3 danni a ogni avversario. Ma qual è il fatto qua? Come potete vedere non è che ho montagne, però ci sono queste due carte. Allora, il Prismatic Omen, che è un incantesimo che fa diventare cioè praticamente tutte le terre, hanno tutti i tipi di terre basica, nel senso, eh, ehm, non so, esempio, questa foresta diventa anche una montagna, una pianura, un'isola, una palude e così via, cioè, quindi è fondamentale per la combo di Valakut. E l'altra invece è la Driade, che è lo stesso, posso giocare una terra addizionale per turno e tutte le terre hanno il tipo di, cioè hanno mm, come si dice, la terra base, a tutti i tipi di terra base, quindi come il Prismatic Omen. Poi abbiamo vabbè, il patto che praticamente costa 0 e posso cercare una creatura verde, rivelarla e metterla in mano, nel 99% dei casi è il titano, però nel turno dopo devo pagare 4 altrimenti perdo la partita. L'Arboreal che serve anche come difensore e quando entra posso mettere una terra dalla mano in campo. Farsec, cerco dalla libreria una pianura, un'isola, una terra e una palude o una montagna e le metto in campo di battaglia tappate. Explore, gioco una terra addizionale e pesco una carta, quindi vedete, mi servono tutte carte per fare terra il più velocemente possibile. Poi ho Sakura, che anche questo può essere utile come difesa, e la sacrifico e prendo una terra base dal mazzo. Poi abbiamo la Driade che l'abbiamo spiegata. Search for Tomorrow, posso giocarla con sospendere, quindi al costo 1 e dopo 2 turni posso mettere una terra base in campo e mescolo il Grimorio. Collet Company, guardo le prime 6 carte del Grimorio, prendo 2 carte creatura con costo di mana convertito 3 inferiore e le metto in campo. Il resto le metto sotto il grimorio, quindi mi è utile soprattutto se ho bisogno della Driade che entra in campo e così le terre hanno tutti i tipi di terre base. Poi vabbè il Chord of Culling che praticamente posso giocarlo con convocazione, quindi tappando le creature e cerco una creatura col costo di mano pari a X in base a quello che l'ho pagato. Di solito lo uso sempre per la Driade che è fondamentale che mi entra in campo, così poi adesso spiego quando entra il Titano, praticamente quando entra in campo il Titano posso cercare due terre. Due terre e mettere in campo, quindi se io magari ho 5-6 terre, già con tutti i tipi di terre metto il Valakut, fa già disastro assoluto. Se metto Field of Dead creo pedine, quindi diventa una combo devastante. E dopo quando attacca lo stesso posso mettere due terre, quindi quando entra quella è fatta praticamente. Buono.
Poi abbiamo vabbè, qua la side, ho messo tutte, diciamo, tutti i removal praticamente, perché non ho removal chiaramente, quindi se gioco contro un avversario che ha tante creature veloci mi servono. E abbiamo per 2 di Assassin Trophy che distruggono permanente, però il suo controllore può prendere una terra base, circa come Path to Exile. Poi abbiamo Maelstrom Pulse che praticamente distruggo un permanente e se ci sono due permanenti con lo stesso nome distruggo tutti e due, se sono 5, tipo 5 pedine le distruggo tutte e 5, quindi molto forte. Poi abbiamo Walking Ballista che è una carta fortissima, praticamente quando entra in campo metto un segnalino più 1 in base a quello che l'ho pagato e dopo io posso rimuovere i segnalini e fare danno a qualsiasi eh, al giocatore o alle creature o qualsiasi cosa, un planeswalker. Se pago 4. Ok ragazzi scusate, dove sono arrivato? Ah sì, Dismember. È un istantaneo, vabbè, che pago praticamente una creatura prende meno 5, posso pagarlo col mana o con i punti vita. Poi abbiamo il tracker che quando entra in campo una terra crea una pedina artefatto che praticamente dopo la sacrifico e pago 2 posso prendere e posso pescare una carta e ogni qualvolta sacrifico appunto l'artefatto prende +1/+1. Poi abbiamo Relic of Progenitus che se lo tappo un giocatore esilia una carta con uno lo esilio Relic e esilio tutte le carte di tutti i cimiteri, quindi utile perché gioca tanto il cimitero. E poi il Decay, non può essere counterata questa magia, distruggo una permanente non terra col costo di 3 o inferiore. Quindi sono tutti diciamo removal. Va bene raga, io direi di partire e andare. Ok, abbiamo una partita contro il buon Puff Puff. Ci spaccherà il culo Puff Puff secondo me. Ok, teniamo. Allora, vediamo un po' cosa combiniamo. Che lui gioca verde, adesso abbiamo lo stesso mazzo, rido. Babini. Ci potevo giocare forse una shock, così non mi facevo... Vabbè. Sono i tipici vaneggi comendiani questi. Ok, vedi queste sono diverse perché una è una Snow Forest, una è una Forest, quindi sono già due tipi, me lo scrive anche qua. Allora, vediamo. Ok, abbiamo il buon Sakura. Ok, la partenza non è male perché abbiamo il Prismatic per avere le terre di tutti i tipi. Abbiamo il Patto. Non siamo messi male, Beppe. Decisamente no. Allora, mettiamo la nostra Arboreal. Così mi permette di mettere questo. Vabbè, paghiamo dei punti vita. Ah no, non posso perché è entrata tappata, quindi giustamente non posso. Poi ti ho fatto una stronzata qua, bene. No, ma utile. Ma zio buono. A volte vedi nella velocità, con questo gioco proprio non puoi andare veloce. Ha perso 2 punti vita per niente, tanto entrava comunque tappata. Benissimo. Allora, sacrifichiamo sta stronza. Ok, mettiamo, vai. Perfetto. Anche lui probabilmente, madonna, forse è lo stesso mazzo, speriamo di no. Comunque anche lui cerca una terra. Speriamo bene, raga, speriamo bene. Ok. Allora. Ok, li paghiamo comunque. Perfetto. Adesso questa è veramente una corsa contro il tempo perché sai che lui c'è il titano, sono cacchie, che se l'è tutto verde, quindi in realtà vediamo, poi vedere che vale qualche altra creatura, una bestiona, però. Eh, va bene, questo ha bisogno veramente di terre. Benissimo, adesso noi facciamo il nostro patto. Castiamo a 0. Prendiamo il nostro
titano. Ok. Paghiamo i 4 se no perdiamo la partita. 1, 2, 3 e 4. Ok, perfetto. Buono, adesso nel prossimo turno, se le cose vanno bene, insomma, ci divertiamo. Vediamo un po'. Qua abbiamo 6 terre, quindi tra poco possiamo creare anche pedine, cioè meglio di così. Adesso vediamo, oddio, cosa fa il porco? Aia, qua ci distrugge o l'incantesimo o una terra. Dio Cristo, che sfiga. E ci toglie chiaramente la nostra cara e amica terra per fare le pedine zombie. Però insomma comunque mi sento tranquillo. Non è che può fare molto, eh. Vabbè, qua gli facciamo fare i danni, non è un problema. Ok. E adesso entra l'obesotto, entra il nostro titano. Ok. Molto good. Allora, in questo caso direi di mettere... mettiamo 2 Valakut, dai. Guarda, eccomi, adesso inizia la combo. Io qua però, onestamente, prima li distruggiamo le creature. Speriamo sia la mossa giusta. Ok. Così le togliamo dai maroni. E qua le facciamo danno. Ok. Cioè, ripeto, in realtà è un po' un rischio perché sarebbe sempre meglio fare al giocatore, però vediamo, voglio levare la board. Ok, insomma non è male neanche così, ecco. E qua ce ne giochiamo anche un altro. Ok. Vediamo cosa ci combina il nostro caro amico. Oh, un altro. Che sfiga, ho fatalità comunque proprio un mazzo che distrugge terre, cioè, simpatico. Grazie amore. Questa non ci voleva proprio. Non ci voleva proprio questa, eh. Adesso devo pagare i 4. Ok. Ok, allora... scusa? Ok. Va bene. Vabbè, attacchiamo, non c'è poco da fare. Adesso lui me lo ammazza. Perché in realtà proprio, avevamo trovato proprio la sfiga delle sfighe. Allora, a questo punto mettiamo uno. E... cosa possiamo mettere? No. Ok, però creiamo le 2 pedine. Adesso lui ce la ammazza chiaramente. Certo, con in campo l'incantesimo avevamo vinto. Mentre così insomma un po' si rischia. Adesso vediamo cosa crea il nostro avversario.
Anche no, vabbè, è impressionante il culo di quest'uomo, cioè è impressionante, pazzesco. Adesso prendiamo, eccola qua, prendiamo la nostra Driade, adesso lui ci distrugge probabilmente il Field of the Dead, per non fare pedine, e ancora un detach, cioè è pazzesco raga, cioè è pazzesco veramente. Ripeto, non sono preoccupato, però beccare proprio sta carta, cioè che distrugge così, è la sfiga delle sfighe. Niente, vabbè. Io e i miei conti siamo proprio rincoglioniti. Ok. Allora, uno, due. Però non riesco chiaramente. Ok. Sacrifichiamo. Ok. Distruggiamo questa. Qua gli facciamo 3 danni a lui. E ok. Vedete, questo mazzo comunque ha un sacco di risorse, cioè adesso chiaramente non possiamo fare il titano, però se ci facciamo anche 2 danni con le pedine, abbiamo di nuovo che tutte le terre hanno le terre base, ogni tipo di terra base, quindi meglio di così, lui a 6, insomma, salvo cose catastrofiche la portiamo a casa. Se ne ha no, se ne ha un altro rido. Pesca 3 carte, vabbè, insomma, diciamo che il ragazzo può concedere. Va bene, concedi perché adesso hai perso, vecchio mio. Adesso concederai, infatti concede. Ok, andiamo a fare un'altra. Ok, partita trovata, andiamo. La mano c'è, nonostante avere tante terre abbiamo il patto. E mo tocca a noi dimostrare al mondo che ci siamo. Ecco qua per esempio metto una terra che nel mazzo diciamo principale non c'è perché sta praticamente entra stappata se controllo un elfo, la uso nel mazzo elfo verde e nero, però non avevo altre terre, sinceramente andrei a spendere soldi per terre super che costano magari anche 15 euro l'una anche online, preferisco spendere per altri mazzi, per altre creature, ecco, quindi è chiaro che dopo per i pro, cioè se non hai le terre, le fetch, che roba là, sei un pirla, però io sinceramente mi diverto così e non e spendere troppi soldi sulle terre non è il caso secondo me. Almeno per quello che devo fare io. Preferisco avere più mazzi, avere più varietà e divertirmi. Allora, ho pescato una carta, mi metto anche una bella... Ho sbagliato, ho cliccato male, ma porca miseria. Vabbè. Purtroppo quando uno è pirla, che cazzo da mettere nel Valakut adesso? Cioè, devo mettere Golgari in 8, ma va bene, insomma. Cioè. Jesus Christ. Volare. Ogni volta entra uno spirito prende più uno fino alla fine del turno, sacrifica. Ok, può counterare. Un istantaneo ok, vai. Sì, non è piacevole questo counter, eh. Questo purtroppo c'ha counter e sicuramente li soffre abbastanza. Va bene. E andiamo. Ok, allora io mi gioco questo.
visto che è tutto... Ok, ci mettiamo la Driade, ok. Adesso vediamo. Volare. Vabbè, da Exproof a me non interessa sinceramente, perché tanto non ho rimozioni. Soprattutto a volare, che palle. Ma mi preoccupano più i counter sinceramente. Questo crea pedine volare, pensa a te spirito, quindi... la vedo duretta, tutto volare, non avevamo protezione da volare, avevamo rimozioni, questa era la classica partita da best of 3, che così con le rimozioni la portavo a casa. Il svantaggio di giocare uno contro uno, che questo diciamo matchup per noi è stra negativo. Anche perché se devo pagare i punti vota. Quindi non posso fare niente, prendo altri danni. La vedo duretta. Mi ritorna anche una terra, quindi peggio di così. Diciamo che è quasi andata, perché dopo quando ho preso una terra, proprio quando la gioca mi dà due terre, mi dà una palude e una foresta. Però lui ha già parecchie creature, se fai altre pedine è quasi persa. Ancora a volare. Che bello. Senza rimozioni, se becchi match così. Sono dolori, sono già 8. Vabbè, qua ci prendiamo. Ok. Che purtroppo senza la Driade ce ne facciamo poco del titano. Vabbè, mettiamolo, ma... Forse può anche counterarci, lo vediamo. Col fatto che c'ha... Che è tutto volare, quindi veramente per noi alla fine. Mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne facciamo anche tante, ma non avendo volare. Peccato, questo è peccato veramente perché era nostra, per un turno la perdiamo probabilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Purtroppo ce ne facciamo poco. Sì, ok. Per un turno la perdiamo. Che culo ragazzi, super super cool. Ma lui sicuramente ha qualcosa, cioè, ha 4 carte in mano. Ah, addirittura, cioè, ancora peggio. Sì, ok. Non attacca!
Questa non l'ho capita. Non l'ho ben capita, sinceramente. Questa ce la counterà sicuramente. Vecchio. Ok, boh, non l'ho capita. Adesso facciamo le due. Qua li togliamo una creatura con volare. No, non l'abbiamo tolta perché? Ah, cazzo. Ok, bene. Molto bene. Qua ho fatto un brutto errore, eh. Quindi praticamente... ok. Forse era meglio giocare l'Arboreal per la difesa da volare. Vabbè. Mi ha fatto un po' di errori questa partita, sono un po' in confusione perché non sto capendo l'avversario, sinceramente. Cioè... Adesso li attaccherà ovviamente perché... Non attacca, ha paura non so di cosa. Chiaramente devo far danni a lui perché non posso farli al... Mi ci vorrebbe la cosa, mi ci vorrebbe la caverna. Adesso mettiamo questo, è chiaro che noi mettiamo il titano dopo, ma ce lo countera sicuramente, quindi stiamo ben che tranquilli che... Ok, e mo ci proviamo, se lui va alla caverna, che non c'è, purtroppo. Vai vecchio, countera, divertiti. Ok, beh, era chiaro. Ma non l'ho ben capita, sinceramente. Non ho ben capito la sua mossa, infatti io vi no, sto per dire facciamo un'altra che se il video è lungo non l'avevo capita. Cioè non capisco perché ha messo il Spell Queller, cioè non...
non poteva counterarmi quella, bene, ne facciamo un'altra. Ho vinto, ma l'ha giocata malissimo, doveva attaccare, lui vinceva, boh, veramente, no parole. Ok, andiamo, dopo l'ultima partita che mi ha lasciato un po' perplesso, cioè io ho fatto qualche errore ma lui ne ha fatti il triplo, cioè, anzi il quadruplo perché veramente, cioè, mm, non so, perché ha giocato così, non doveva... Oh, madonna, questo è fastidiosetto, eh? Sicuramente non è piacevole. Ok, mettiamo una bella terrozza. Se lui doveva attaccare io non potevo difendere perché lui aveva volare, cioè in 2 turni mi batteva, cioè non potevo fare niente. No, 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 non potevo neanche colpire le sue creature perché la prima magia la counterava. Cioè, meglio di così, proprio non ha capito il suo mazzo probabilmente. Boh, cioè, ovviamente Queller che counter una magia di 4 inferiore, il titano era 6. Cioè, non so sinceramente cosa aveva per la testa l'avversario. Cioè, boh, o ha giocato così non sapeva di perdere, però ripeto, poteva attaccare, era tranquillo. Io comunque se attaccavo con tutto dopo non vincevo, anche se avevo tante pedine. Quindi quando trovo avversari così rimango perplesso anch'io. Qua, vabbè, sì, ma cioè, uno serio lo troviamo? Ok, riproviamoci con questo che è andato via subito, vediamo se adesso gioca meglio. Ecco qua io però ho una mano abbastanza orrenda. Si mulliga. Decisamente meglio. Va bene. Vediamo cosa ci propone questo Beirut Light. Ok. Questa c'ha rapidità, questo Goblin che c'ho anch'io sul mazzo Goblin. Ok. Abbiamo legato una foresta subito. Mettiamo questa. E ci riprendiamo questa. Se magari giochi, grazie, anche perché qua il video diventerà lunghissimo, vabbè. Abbiamo trovato sulla prima partita bella, poi un fiare casino. Ok. Adesso abbiamo una piccola difesa, ce l'abbiamo. Lui sicuramente ha un mazzo molto molto rapido, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, mi fa 3 danni, perché così può attaccare tranquillo, io non l'avrei sprecata così. Per carità, è vero che deve fare tutto veloce, però... Ok. Entra la nostra bella Driade che ci distruggerà penso in 0-2 con tutti i removal, tutti gli spari che c'ha. Possiamo giocare una terra addizionale, ci giochiamo questo e vai. Mi sembra positivo. Siamo già vicini a mettere il nostro titano, ma vediamo perché su lui chiaramente farà qualcosa di bruttissimo, lo prevedo già. Protezione del blu, ah ok. Ok, insomma tutta l'artiglieria pesante. Mette l'artiglieria pesante, però aveva una bella difesa. Quindi non so cosa starà pensando, non si sa, pensa alla sua vita bellissima, emozionante.
Tesoro, dovrei giocare, però cioè, io capisco che stai pensando alla tua vita bellissima, però... possiamo giocare? Madonna. Niente, oggi abbiamo trovato avversari del Kaiser, mi dispiace, ma non so veramente cosa da pensare, questo è tutto tappato. Sì, diciamo non sei in una situazione bellissima, sicuramente con il mazzo tuo, un mazzo rapido, un mazzo che deve fare subito danni, lui sa, ha già immaginato il mio mazzo, starà un po' bestemmiando, però... Allora, ok, qua ce ne facciamo poco. Purtroppo non possiamo mettere il nostro caro amico. Mettiamo il nostro bel Sakura. Molto bene. E passiamo il turno, se ha voglia di giocare magari. È bello che ne ho già saltate parecchie di partite così, questa è l'ultima, se dovesse concedere o andare lento, cioè non so cosa fare. Oggi veramente mi è andata di sfiga. Cioè, aspetta, il mio è un bel mazzo sicuramente, bello forte, però, cioè, nel senso si può tranquillamente battere senza nessun tipo di problema. Tutti in realtà, il bello di Magic è che non esiste il mazzo imbattibile, ogni mazzo ha una contromossa, quindi va così. Adesso vediamo lui cosa fa, cioè, ha 3 carte in mano, sicuramente qualche sparo ce l'ha. Non ci credo, anche lui c'ha Valakut. Benissimo. Rapidità 2-3. Ok, target creatura non può bloccare, quindi vabbè ci sta. Non male. Vabbè, tanto non posso bloccare, quindi me ne sbatto i maroni. Qua mettiamo... Ok. Questa sicuramente non è piacevole, qua ci prendiamo parecchi danni. 5, no di più. Sei, 8, 9. Sì. Lui ha 0 carte in mano. E adesso dobbiamo attaccare noi. Aspetta un attimo, scusate. Ok, entra il porco. Adesso devo chiaramente buttargli giù le creature. Quindi metto Valakut. Yes. 1 e 2. Perfetto. 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 La partita dovrebbe essere a nostro favore, insomma, tutte le creature sue spariscono. Vediamo se concede. Saluti. Saluti. E saluti. Vabbè, è andata bene, diciamo che c'è andata di lusso, dai. Ne ho viste veramente tante anche offline perché mi girava perfettamente e le partite finivano al secondo turno perché concedevano già, non si sa il perché. Vabbè, raga, saluto il comandante veneziano.
questo mazzo può giocare anche in competitivo, ovviamente con 2 piccoli ritocchi di qualche terra, ma è veramente un bel mazzo. Sicuramente l'uno contro uno può sofferire mazzi come magari Infect o comunque mazzi super rapidi con volare che chiaramente mi possono fare un po' il culetto. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao!